Cos'è, una rete questa? Sì, E cosa ci cade dentro? le olive. Un momento per imparare divertendosi questo. Certo, sono coinvolti tutti ed è un lavoro interdisciplinare. I bambini possono poi raccontare quello che hanno fatto questa mattina. C'è tutto il lavoro del discorso sul territorio che è molto importante, il ritorno all'agricoltura che veniva un po' a mancare nelle nostre zone. Molti bambini questa mattina hanno detto ho deciso che sarà il mio lavoro da grande, crediamoci. Vabbè, è un buon segno questo comunque. Sarà proprio così. Ma fra 250 circa di via Lombardia e una ventina del capoluogo, fra tutti questi bambini forse qualcuno frequenterà l'agrario e ce lo ritroveremo fra qualche anno a fare l'olivicoltore. Ogni tanto cadono però, ma non fanno male. E poi le state raccogliendo, che cosa si fa poi con le olive? Ci facciamo l'olio e le portiamo al frantoio. Ci sono anche i nonni questa mattina. Questa mattina sì, anche altre mattine. Per fortuna ci siamo anche noi, dai. Com'è lavorare con i nipoti? È una cosa meravigliosa, guarda. È più quello che si riceve che quello che si dà. Quali sono i soggetti coinvolti questa mattina in questa iniziativa che vede protagonisti i bimbi delle scuole? Sì, innanzitutto loro con i loro insegnanti sono, credo, la parte, il soggetto principale coinvolto in questa manifestazione, chiamiamola così. E ci sono la cooperativa Olivicoltori Sestresi con il presidente e vicepresidente, c'è il servizio manutenzione del comune con Danilo che ci sta dando una grossa mano. E poi abbiamo i ragazzi anche da Marco Polo quest'anno, è la prima volta, mi fa piacere, abbiamo avuto anche i ragazzi di Marsano negli altri anni. Insomma, questo è il quarto anno di fila che riusciamo a riproporre questa giornata che diventa non solo un motivo così, per fare l'olio per la scuola, che poi viene assaggiato ovviamente in tutte le scuole primarie del comune di Sesti Levante, ma anche poi ovviamente durante la manifestazione Pane e Olio che si tiene i primi di dicembre, così di modo che i bambini hanno modo di vedere tutto il ciclo completo dall'oliva all'olio.